Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate storie molto anche semplici, anche che si esauriscono nell'arco di una puntata, ma che sono fondamentali perché ci fanno capire un po' di più il cambiamento che avviene in Grecia nel VI secolo. Il VI secolo a.C. per il mondo greco è un secolo di grande cesura, di passaggio. Nasce la filosofia, ma nasce anche la lirica corale. Ci sono grandi autori, ma ci sono anche piccoli autori. Tra questi c'è Simonide. Simonide è un autore piccolino ma importante per un semplice motivo. Simonide accosta dal punto di vista della melica, dal punto di vista della lirica corale, accosta l'insicurezza e l'incertezza della vita. Perché dico questo? Perché la lirica corale aveva la capacità di trasmettere essenzialmente due punti fondamentali. Il primo punto fondamentale era che si doveva poetare non per conto proprio, non in privato, non nelle famiglie, ma in pubblico, in occasione di feste pubbliche. E che quindi la poesia, secondo punto fondamentale, fosse sempre foriera di gioia. Ora, riflettere sulla gioia, riflettere con la gioia su un tema così importante come l'incertezza e l'insicurezza della vita, raccontando l'insicurezza esistenziale di tanti, fa di questo autore, del nostro Simonide, uno degli autori forse più significativi di questo VI secolo. Perché? Perché lui dice che di fronte alla vita, all'incertezza, alla caducità dell'esistenza ci sono soltanto due possibilità: o passivamente si accetta tutto o attivamente si prova a vivere tutto. È un invito alla vita. È un invito alla vita anche quando la vita diventa più incerta, anche quando la vita diventa più confusa, anche quando la vita diventa più lontana e più remota. Simonide condensa in sé tutto il messaggio che i lirici corali provano a portare al mondo. Occorre vivere per poter vivere. Sembra una frase senza senso, eppure è una frase di una profondità immensa, perché è così. È come se tante volte noi ci negassimo l'occasione di vivere, ci negassimo la possibilità di un futuro, ci negassimo la possibilità di amare e di costruire perché abbiamo paura di vivere. Occorre vivere per poter vivere. È questo che ci insegna Simonide. Ma non solo questo. La riparliamo sempre qui, sempre domani, sempre a Storie.